Sì, è un'importante collaborazione, mette insieme il volontariato, le associazioni sportive finalizzate a fare che cosa? Ad aiutare chi si trova in difficoltà, chi ha una patologia oncoematologica o ematologica legata a tumori del sangue comunque e si trova da solo ad affrontare situazioni molto difficili. Le risposte dal punto di vista sanitario sono risposte incoraggianti, quella che la mortalità in questi ambiti è diminuita di moltissimo, quindi io direi che il sistema sanitario veneto è riuscito a mettere insieme volontariato, ricordo che un veneto su 5 fa volontariato, finanziamenti che arrivano dal volontariato, oltre che disponibilità di tempo da parte dei nostri volontari, e i risultati sono molto positivi. L'auspicio è che venga esteso in tutto il Veneto, già c'è una buona rete di volontariato finalizzata appunto a migliorare la qualità della vita durante il decorso della malattia. Tra 2 giorni, mercoledì, riprende il Consiglio regionale la discussione sull'azienda zero, si chiude, ci sono ancora margini, si tratta ancora? Ma secondo me è importante portare a casa l'azienda zero, lo dicevo poc'anzi, non si tratta di programmazione sanitaria, ma si tratta di andare a tagliare quelli che sono i costi burocratico-amministrativi all'interno della sanità. È molto più importante ricavare risorse da questi tagli, che sono meramente amministrativi, per riportarli sulle cure delle persone. L'auspicio è che a brevissimo si chiuda e si riesca a far partire anche questa innovazione che riuscirebbe a compensare, anche se solo in parte, quelli che sono i tagli che arrivano dal governo centrale. Sanità modello, si dice, fa molto parlare la vicenda vicentina della sospensione del primario, del pronto soccorso. Come la legge, l'assessore? Ma io aspetto che la magistratura metta la parola fine in questa vicenda. Dare, come dire, delle soluzioni prima o mettere in croce qualcuno prima è sempre molto pericoloso. Aspettiamo che la vicenda arrivi in fondo dal punto di vista diciamo della magistratura e poi vedremo effettivamente quello che è successo. Al di là di questa situazione la sanità veneta rimane sempre e comunque una sanità ad alto livello. Assessore Urs Bassanese, molti sindaci dell'Alta Padovana sostengono che sia fondamentale, altri che sia